Baby gang scatenata a Mogliano dopo aver ripetutamente rubato alcolici da un bar e seminato il panico, aggrediscono una pattuglia di carabinieri, un sedicenne arrestato è già stato rilasciato. In tribunale a Treviso il processo a 4 giovanissimi accusati di aver rapinato altrettanti coetanei a Carbonera, in aula la testimonianza delle vittime. In audizione per la Commissione Segre il Ministro della Giustizia torna a parlare del problema delinquenza giovanile a Treviso con dati preoccupanti. Intanto oggi maxi operazione antidroga dei carabinieri in via Roma. Violentata dal patrigno fino a quando aveva 7 anni, l'uomo condannato oggi a 5 anni e 4 mesi, l'accusa ne aveva chiesti 10. Fu travolta e uccisa da blocchi di calcestruzzo scivolati da un camion a San Biagio di Callalta, concesso il rito abbreviato per i 2 indagati, questo comporterà uno sconto di pena. Non ci fu negligenza, tutti prosciolti i 5 indagati per il devastante rogo alla Superbeton di Susegana del settembre 2019. Odissea, mense scolastiche, in una elementare di Villorba ha trovato un elastico nella pasta, la denuncia del comitato genitori. Zero branco in lutto per la scomparsa di Sergio Lorenzon, scivolato e annegato nel fiume, il ricordo dell'amico che lo conosceva da 50 anni. Studenti del Besta, guide per un giorno al Museo Bailo ad ascoltare le loro spiegazioni, gli anziani del centro ricreativo di Villa Letizia. Torna in esclusiva su Antena 3 il fascino del calcio spagnolo con la Coppa del Re, questa sera alle 21:30 la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Real Sociedad. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano il tema della delinquenza giovanile con un'ampia pagina a partire da quanto accaduto a Mogliano. Non solo insulti e minacce, ma anche tentativi di colpire i carabinieri con schiaffi e calci, perché nemmeno l'intervento delle forze dell'ordine è riuscito a calmare l'aggressività con cui un gruppo di giovanissimi ha movimentato la tarda serata di sabato in piazza Duca d'Aosta a Mogliano. Una serata finita con l'arresto di un sedicenne, già noto alle forze dell'ordine e successivamente rimesso in libertà, e la denuncia di un 19enne, entrambi per resistenza e violenza pubblico ufficiale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta del bar Aurora, messo a soqquadro da diversi raid di una mezza dozzina di giovani con ripetuti furti di alcolici. Durante l'identificazione diciamo che anche a causa dell'abuso di alcol c'è stata una reazione scomposta dei giovani che hanno aggredito i carabinieri, tanto da dover richiedere dei rinforzi per poi riportare un po' la calma e la tranquillità. L'arrivo di rinforzi ai carabinieri è stato necessario anche perché rinforzi erano arrivati anche ai 2 fermati che in evidente stato d'ebbrezza minacciavano, insultavano e cercavano di colpire i militari. Alcuni di questi giovani che poi con l'intervento dell'ulteriore pattuglia si sono dileguati hanno cercato di sottrarre all'identificazione dei carabinieri uno dei presunti responsabili, il minore, e un altro che è un maggiorenne di 19 anni che ha cercato invece di spalleggiare il minore che ha aggredito appunto i carabinieri. 3 carabinieri hanno riportato lievi contusioni per le quali si sono resi necessari accertamenti sanitari all'ospedale di Treviso. I tempi sono cambiate tante cose e forse tante altre non si sono adeguate ai tempi cambiati, ma per questo non vuol dire che la città sia cambiata, non sia sicura o non sia... dire che alcuni ragazzi non si comportano più tanto bene e non ci sono quei metodi di prevenzione o di repressione che ci vorrebbero. Beh, ma i metodi di repressione, quelli abbiamo deciso qualche anno fa che non andavano bene, per cui sono stati eliminati. Se non siamo più d'accordo su questo, chi ha deciso a suo tempo che bisognava cambiare le regole del gioco deve ricambiarle di nuovo. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Villanova, ha definito un pugno nello stomaco la notizia dei giovani rimessi in libertà dopo aver aggredito i carabinieri. Le grandi città del nord Europa, ha detto, sono già da anni ostaggio di bande criminali di giovani e reietti. Qualcuno vuole quel modello di società? Io no. Basta sconti, basta tolleranza. A Treviso in tribunale invece il processo a 4 ragazzi per rapina aggravata, anche in questo caso giovanissimi. Era accaduto a Carbonera, in aula oggi le testimonianze delle vittime.
Qualche parola di troppo, un atteggiamento da bulletti ed è scattata l'aggressione. Tutto è avvenuto nel parco Rio Rulla Carbonera. 4 giovani tra i 23 e i 25 anni a processo con l'accusa di rapina aggravata per aver sottratto con violenza una bici pieghevole poi distrutta, una collanina d'oro, un telefonino, una cassa per ascoltare musica e degli occhiali da sole. In udienza hanno sfilato le vittime, ragazzi più o meno della stessa età. Secondo la loro testimonianza si erano ritrovati al parco per parlare e stare insieme. Ad un tratto si sarebbero avvicinati 2 degli imputati che con fare arrogante avrebbero preso in mano delle loro cose senza poi restituirle. Da qui sarebbe partita la prima litigata, poi ci sarebbe stata l'aggressione vera e propria. Al parco sono arrivati gli amici degli imputati armati di cacciavite, chiavi e un coltellino. Prima avrebbero minacciato le vittime e poi le avrebbero picchiate con calci e pugni. Non tutti gli imputati, secondo il racconto, avrebbero partecipato al pestaggio. È stato abbastanza chiaro, secondo la testimonianza di oggi delle persone offese, che gli episodi sono 2, il primo assolutamente innocuo, solo degli spintoni tra 2 persone, tra 2 ragazzi, e dopodiché quella fase è terminata. Nella seconda fase, quella in cui viene contestata la rapina, uno degli imputati, segnatamente quello che difendo io, non avrebbe partecipato. Si tratta di ragazzi giovanissimi, incensurati. Sì, giovanissimi, di buona famiglia, che studiavano, che lavorano oggi, per cui quantomeno per il mio assistito è stato un episodio normalissimo, non certamente in natura criminale, e quindi in questi 5 anni per lui non sono stati facili. All'arrivo dei carabinieri, i bulli si sarebbero dati alla fuga lasciando i ragazzi insanguinati a terra. Soccorsi dall'ambulanza, sono stati poi medicati in pronto soccorso a Treviso. I fatti sono avvenuti il 20 luglio del 2020. La prossima udienza è stata fissata per il 16 settembre. Il mio assistito sicuramente si farà interrogare perché vuole rendere le sue dichiarazioni. Era già stato sentito come persona informata sui fatti, non come indagato, e quindi crediamo che alla conclusione del processo, anche per il suo e con il suo contributo, la situazione si definirà favorevolmente. Bullismo, atti di violenza, reati legati alla baby criminalità aumentati del 400% a Treviso. Lo ha detto in commissione Segre oggi il ministro della giustizia Carlo Nordio, e proprio in un giorno in cui le forze dell'ordine nella zona della stazione hanno messo in campo una maxi operazione antidroga e antidegrado. Grazie. In audizione in commissione Segre, il ministro della giustizia Carlo Nordio torna a parlare di Treviso e lancia l'allarme baby criminalità. A differenza di 2 mesi fa, quando definì il capoluogo della Marca una città in cui i cittadini hanno paura a passeggiare in centro il sabato pomeriggio, il guardasigilli descrive Treviso come molto tranquilla, ma cita una crescita preoccupante di reati commessi da giovanissimi. Sono, dice, quadruplicati. Nella mia Treviso, che era una delle città più tranquille del mondo, in quest'ultimo anno sono schizzati esponenzialmente, cioè sono aumentati del 400% quei piccoli reati, piccoli antipatici reati di bullismo, di vandalismo, di baby gang, eccetera. Non solo, sono aumentati qualitativamente. Queste sono cose che ci esplodono in mano. Sarà interessante studiare, capire perché e per come queste cose avvengono. Queste le parole del ministro di fronte alla commissione che monitora temi caldi come intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. Ragazzi, spesso minorenni, che arrivano a uccidere, come in via Castelmenardo, dice Nordio. Dito puntato nuovamente su Treviso, il sindaco Mario Conte incassa e abbozza, ma più che sul problema si concentra su quello che si sta facendo per contrastarlo. Mi riservo comunque di verificare anche i numeri che sono stati snocciolati per capire se Treviso è più o meno in linea con la media nazionale. Di sicuro però l'impegno che qui la comunità e le istituzioni ci stanno mettendo per affrontare il tema del disagio giovanile è totale, tant'è che sono appena rientrato da una maxi operazione dei carabinieri di prevenzione e di controllo antidroga proprio nel quadrante della stazione. Le forze dell'ordine hanno infatti messo in campo un vasto dispositivo antidroga nella zona dei giardini pubblici davanti allo scalo ferroviario e alle fermate degli autobus della MOM. A coordinare l'intervento i carabinieri, che hanno impiegato non solo i cani ma anche un elicottero del 14° nucleo di Belluno.
Identificati 75 soggetti, tra cui 24 minorenni, sequestrati una ventina di grammi di stupefacente tra hashish, cocaina, eroina e marijuana. In 18 sono stati segnalati come assuntori alla prefettura e in arrivo ci sono anche dei DASPO. Proprio grazie a dispositivi di sicurezza come questo, Treviso rimane sul podio delle città più sicure d'Italia, ribadisce il sindaco. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, significa che dobbiamo lavorare da un punto di vista repressivo come abbiamo fatto oggi, ma anche da un punto di vista di prevenzione con percorsi scolastici importanti. Chiedo ancora una volta aiuto al Ministro, perché molte volte mancano gli strumenti normativi per completare il cerchio dell'azione da parte delle forze dell'ordine. Ancora controlli sempre a Treviso, ma questa volta al mercato. Gli agenti del nucleo commerciale della polizia locale, infatti, in azione questa mattina in piazzale Burchiellati per verificare la qualità della merce tra i banchi. Oltre una decina gli agenti in Borghese per dei controlli che si stanno ripetendo da diversi mesi. Verifiche che hanno portato all'emissione di una decina di sanzioni, altrettanti ambulanti per spazio eccedente il previsto e mancata esposizione del cartello che indica la merce usata. L'obiettivo, sottolineato sempre Conte in una nota, è di verificare il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e comunali a tutela dei consumatori e dei commercianti stessi. Apriamo adesso invece la pagina della cronaca giudiziaria a partire da una terribile storia di violenza. Ha subito abusi sessuali da quando aveva, pensate, 7 anni, un incubo, quello vissuto da quella che era una bambina tra il 2007 e il 2017. Oggi è una giovane donna di 25 anni. Per l'accusa di violenza sessuale e atti sessuali con una minorenne, un 55enne, allora patrigno della vittima, è stato condannato questa mattina a 5 anni e 4 mesi di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche. L'imputato ha infatti versato alla vittima 10.000 euro a titolo di risarcimento, che è stato accettato però soltanto come acconto. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni. A far venire alla luce la terribile vicenda una visita ginecologica della minore in ospedale. I sanitari effettuarono la diagnosi di una malattia sessualmente trasmissibile e fu lei stessa a raccontare la verità. È stato il mio patrigno, aveva raccontato, che mi costringe ad avere rapporti sessuali con lui. Il 55enne, che subito dopo la denuncia aveva interrotto il rapporto con la mamma della ragazzina, aveva respinto le accuse. Il difensore dell'imputato ha annunciato il ricorso in appello. Ancora la cronaca giudiziaria, la tragica morte, lo ricorderete, di Dina Zanatta a San Biagio di Callalta, travolta e uccisa da blocchi di cemento, di calcestruzzo scivolati da un camion. Una morte davvero assurda, concesso il rito abbreviato per i 2 indagati e questo ovviamente comporterà uno sconto di pena. Dina Zanatta era in sella alla sua bicicletta quando venne travolta ed uccisa da 3 blocchi in cemento pesanti 600 kg ciascuno. Una tragedia che non lasciò scampo alla donna. Il terribile incidente avvenne il 9 giugno 2023 a Cavrie, all'altezza di via Valtrigo, nel comune di San Biagio di Callalta. I 2 imputati accusati di omicidio stradale hanno ottenuto l'accesso al rito abbreviato. In pratica l'autista del tir, 35 anni, e il 32enne rappresentante legale dell'impresa edile proprietaria della gru potranno beneficiare di uno sconto di pena. I familiari della vittima si sono costituiti come parte civile e sono assistiti dall'avvocato Fabio Crea. È dimostrata, afferma il difensore, la gravissima imprudenza nella condotta dei 2 imputati. Gli atti e la nostra consulenza tecnica di parte dell'ingegner Piacenti dimostrano tanto il corretto comportamento della signora Zanatta quanto che la caduta del carico che ha portato al suo decesso è stata causata unicamente dall'incredibile mancato fissaggio dei blocchi della gru. All'autista del mezzo e al rappresentante dell'impresa, il pubblico ministero Anna Ortica ha contestato in particolare proprio di aver disposto il carico e di aver intrapreso il trasporto della gru senza aver prima adeguatamente fissato i blocchi scivolati dal pianale a seguito di una brusca frenata. Da parte sua l'autista del camion ha prodotto agli atti una consulenza di parte in cui si assolve il suo operato in quanto la ciclista era stata avvisata dell'arrivo del camion da un'auto staffetta. Lo stesso camionista intimò all'anziana di fermarsi e inoltre fissò tutto quello che gli era possibile. La 76enne, che viveva poco lontano dal luogo dell'incidente, ha lasciato il marito Franco, 2 figlie e diversi nipoti. L'abbreviato avrà luogo il prossimo 2 ottobre. Un altro incidente, prima di continuare con la cronaca giudiziaria, è avvenuto poco prima delle 16 sulla superstrada pedemontana veneta, chilometro 81 tra Povegliano e Montebelluna, all'altezza del territorio di Volpago del Montello. Lo vedete, un auto articolato finito fuori strada.
leggermente ferito, ed è un miracolo, il conducente viste le condizioni del mezzo, che è appunto uscito di strada andando a schiantarsi con le barriere. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora lungo la superstrada pedemontana. Restiamo però in tribunale, non ci fu negligenza, tutti prosciolti, 5 indagati per il devastante rogo alla Superbeton di Susegana, era il settembre 2019. Le fiamme sarebbero state causate da un cortocircuito dell'impianto elettrico di una betoniera. Questa è la motivazione che ha portato al proscioglimento dei 5 indagati per il maxi incendio che il 26 settembre 2019 distrusse un'intera ala dello stabilimento di Susegana. Il GUP Marco Biagetti ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di tutte le persone che erano state indagate dalla Procura per reato a vario titolo di incendio colposo aggravato. Si tratta di Roberto Grigolin, 70 anni, di Susegana, patron della Superbeton SPA, Doriano Dal Poz, 76 anni, Renato Menegazzi, 56 anni, Manuel Gatto, 43 anni e Alfio Antoniolli, 63 anni. Per la Procura a scatenare le fiamme fu la mancata rimozione delle pinze di una saldatrice e di alcuni morsetti collegati ad un'autobetoniera dove era stato effettuato un lavoro di saldatura, da lì il surriscaldamento ed il successivo cortocircuito. Ma le varie consulenze hanno dimostrato che non ci fu imperizia da parte degli indagati. Per il giudice non ci furono nemmeno responsabilità dovute alla negligenza. Il rogo fu accidentale. Decisiva per l'esito del procedimento è stata una consulenza che di fatto si è rivelata il fattore di svolta. Il rogo infatti sarebbe stato innescato dalla motrice del mezzo che per un errore di costruzione avrebbe avuto problemi nella cablatura, tanto da essere oggetto di una segnalazione del Ministero dei Trasporti proprio per casi di autocombustione successi in passato. A distanza di quasi 6 anni da quell'incendio si è chiuso quindi il procedimento penale, soddisfatti ovviamente al termine dell'udienza preliminare gli avvocati difensori Piero e Nicolò Barolo e Boris Cagnin. Controlli a proposito di aziende dei carabinieri nei cantieri, lavoravano sul tetto o sui ponteggi senza nessun tipo di protezione o sistema di prevenzione contro le cadute dall'alto. A scoprire alcuni operai al lavoro in queste condizioni di scarsa sicurezza in 2 cantieri edili di Ponzano Veneto e Vittorio Veneto sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso. I militari hanno sospeso l'attività di entrambe le ditte che sono state sanzionate. Soltanto uno dei risultati delle ispezioni svolte nelle ultime settimane. Svariati settori, tra i quali anche i pubblici esercizi e l'edilizia, interessando appunto diverse aziende. Identificati complessivamente anche 3 lavoratori impiegati in nero e sospese 6 aziende per lavoro nero o gravi violazioni sulla sicurezza, come quelle che dicevamo prima per quanto riguarda gli operai in quota. In tutto inflitte sanzioni per circa 260.000 euro. L'odissea delle mense scolastiche, arriva da Villorba una nuova segnalazione legata ai pasti nelle mense delle scuole. In un piatto di pasta servito ieri alle primarie Marco Polo è stato ritrovato infatti un pezzo di elastico giallo da ufficio. I rappresentanti dei genitori del plesso insieme ai commissari mensa fanno sapere che non si tratterebbe di un caso isolato, bensì, dice la nota della rappresentanti dei genitori, l'ultimo di una serie di ritrovamenti avvenuti anche in altri plessi scolastici che hanno Dussmann come fornitore del servizio mensa. L'azienda fornitrice dei pasti è infatti sempre la stessa e le famiglie esprimono forte preoccupazione per la qualità e la sicurezza del servizio di ristorazione scolastica. Per questa ragione è stata avviata una raccolta firme che sarà indirizzata agli organi competenti con l'obiettivo di sollecitare un intervento immediato e concreto per garantire standard qualitativi adeguati nel servizio mensa. La segnalazione è pervenuta al Comune ieri pomeriggio, ha spiegato il sindaco di Villorba Francesco Soligo. Ci siamo immediatamente attivati come Comune assieme alla dirigenza della scuola, segnalando il fatto a Dussmann e attivando tutte le opportune procedure di verifica sull'episodio, verifiche che sono tuttora in corso. Oggi a pranzo è stato effettuato un monitoraggio da parte dei rappresentanti dell'amministrazione alle mensa delle scuole Marco Polo. Come Comune, dice Soligo, continueremo a monitorare con costanza il servizio in tutte le mense scolastiche cittadine per assicurarci la massima qualità dei pasti erogati a tutela della salute degli studenti. Insomma, è un capitolo che non si chiude, quello sulle mense scolastiche. Abbiamo sentito la nota del sindaco Soligo, c'è invece un video che ha mandato e che ha inviato nei social il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Cosa è successo? Che durante i lavori per la fibra ottica a Spresiano sono stati tranciati ovviamente per errore alcuni cavi dell'elettricità e quindi fino a domani mattina fuori uso
l'illuminazione pubblica in una parte di Piazza Rigo. Sentiamo proprio le parole del sindaco della Pietra. Stamattina una delle due ditte deputate a portare la fibra ottica in maniera capillare ai cittadini di Spresiano e delle frazioni ha di fatto tranciato alcuni cavi dei sottoservizi e ciò cosa ha comportato? Ha comportato che l'illuminazione pubblica in parte di Piazza Rigo, quella dalla mezzaluna, diciamo la zona est di Piazza Rigo, che ricomprende il panificio Visentin piuttosto che la gelateria Feltrin, tutta quell'area lì, l'illuminazione pubblica, dicevo, non funziona, per cui stanotte sicuramente i lampioni di quella parte non funzioneranno e domattina interverranno sia i nostri tecnici, sia quelli della ditta che ha causato il danno, sia quelli di Contarina, che sono coloro i quali stanno cambiando tutto il nostro impianto elettrico affinché il danno venga riparato nel minor tempo possibile. Ecco, speriamo di stare presto, io mi scuso per il disagio, è chiaro che non è derivato da imperizia nostra, ma è un danno causato da altri. Ci auguriamo insomma di sistemare tutto il prima possibile. Grazie. Da Spresiano a Zerobranco, dove c'è una comunità ovviamente in lutto, c'è un profondo cordoglio per la morte di Sergio Lorenzon, l'anziano che ieri, mentre cercava bruscandoli, è scivolato ed è finito nello zero ed è morto annegato. Era fuori in giardino, che adesso ci sono i primi lavori di giardino, era fuori sul suo giardino perché è un bel giardino, ci siamo salutati e mi dispiace perché ho perso un conoscente. Giuseppe Talbò non pensava certo che quel saluto al suo vicino di casa sarebbe stato l'ultimo. Con Sergio Lorenzon si conoscevano da una cinquantina d'anni. Le loro case si fronteggiano da lontano a Sant'Alberto di Zerobranco, unite da quel fiume, lo Zero, sulle cui rive Giuseppe è corso nel primo pomeriggio di lunedì. Abbiamo trovato quest'uomo che non si sapeva chi era, a pancia in giù, l'abbiamo fermato, è stato chiamato i carabinieri, i vigili del fuoco, tutti. E quando sono arrivati lo hanno raccolto e girandolo ci siamo accorti subito che era un nostro paesano, che era Sergio Lorenzon. Zerobranco e ancora di più Sant'Alberto sono sconvolte da una tragedia che colpisce una comunità in cui tutti si conoscono. Forse si è trattato di un malore, forse Sergio è scivolato, magari raccogliendo dei bruscandoli. In ogni caso tutti pensano a una tragica fatalità. Le persone passeggiano e molte vanno anche alla ricerca di erbette spontanee, perché proprio lungo gli argini dello Zero e dei canali in generale ci sono queste erbette e probabilmente chissà se anche Sergio stesse raccogliendo qualcosa anche lui. Certo che, come dicevamo, è una persona conosciuta che aveva sempre vissuto qua e di una famiglia molto conosciuta e molto attiva all'interno della nostra comunità, lascia senz'altro un vuoto profondo, ecco, nei nostri concittadini. Ora resta solo il lutto per la perdita di una persona molto conosciuta e stimata in paese. Il fatto di essere una comunità piccola ma molto coesa, i fatti di questo tipo si amplificano ancora di più e quindi il dispiacere per la scomparsa di una persona si unisce proprio alla mancanza del ricordo di un amico o di un conoscente o di qualcuno che comunque vedevi e incrociavi durante le giornate, anche durante il mercato, quando andavi a prendere il pane, insomma. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo di dazi. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, dunque è arrivato il momento, fra poche ore, l'applicazione dei tanto temuti dazi statunitensi, allora la vigilia delle imprese. Prima ancora che vengano applicati, i dazi scuotono già i mercati europei. Dopo il lunedì nero delle borse, i timori delle imprese sono legati soprattutto al clima di incertezza intorno alle possibili ricadute che potrebbero esserci per le decisioni del governo americano. Una cosa è chiara a tutti, il mercato a stelle e strisce vale 7,3 miliardi, il secondo dopo quello tedesco e francese. Dal 2019 ad oggi per il Veneto è cresciuto quasi del 30% l'export verso gli Stati Uniti. Per questo sono temi che in qualche modo ci preoccupano. Al momento i dazi annunciati riguardano l'automotive, le importazioni di acciaio e alluminio, gli alcolici, ma il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo mette in guardia non solo sugli effetti diretti delle tassazioni, ma anche su quelli indiretti in seguito alla loro applicazione ad altri paesi o a determinati prodotti. È evidente che avendo noi un interscambio commerciale molto importante con la Germania, qualunque azione che vada a colpire la Germania ovviamente si ripercuote sull'Italia. Secondo
aspetto non secondario, quando viene colpito l'automotive, non dimentichiamo che l'automotive già di per sé in crisi comunque è un driver. E alla vigilia del Vinitaly le aziende si interrogano su cosa succederà. Basti dire che per il solo prosecco, per le 3 denominazioni, il mercato USA corrisponde a oltre 150 milioni di bottiglie, pari circa al 25% dell'export totale. Siamo molto preoccupati, spiegano Stefano Bottega, presidente del gruppo vinicolo di Confindustria Veneto Est, e lo sono anche i clienti americani. I ristoratori non hanno più bottiglie e si trovano ad un costo molto alto. Ne sarebbe colpita tutta la filiera italiana e venete, ma va considerato anche l'impatto negli Stati Uniti. Sono a rischio molti posti di lavoro nella distribuzione, nella vendita e nella ristorazione. Aspetto, quello delle ricadute dei dazi sull'economia americana, che evidenzia anche la presidente Carrone, che spera in una riflessione del governo statunitense. Di certo, dice, la soluzione non può essere il muro contro muro e, come Gabbatto, porta l'attenzione sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di resilienza delle imprese. L'America rappresenta quasi il 25% del PIL mondiale, la Cina circa il 16%, l'Europa complessivamente circa il 14-15%. Quindi comunque vadano cercati anche altri mercati, non è sostituibile il mercato americano, vale un quarto del mercato mondiale. La domanda che io mi faccio è: cosa possono fare le nostre imprese? Sicuramente ampliare il raggio d'azione e quindi guardare ad altri mercati oltre a quello americano, e le nostre imprese hanno iniziato a farlo anche ben prima dei dazi. Io confido molto sulla grande capacità di reazione delle nostre imprese e quindi la capacità poi di adattarsi anche a nuovi mercati. Dazi americani che saranno al centro sabato mattina in provincia di un incontro tra i dirigenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gli studenti della Marche. Anche qui i tecnici scommettono sulla globalizzazione dei mercati per far crollare il muro economico imposto da Trump. Chi produce dazi, la storia lo insegna, salvaguardi per un certo momento la tua economia, però non puoi più fermare il mondo globale. Spiegare ai giovani perché l'economia globale ci salverà dai dazi americani. È l'obiettivo di 2 associazioni del territorio che sabato in provincia hanno organizzato una giornata di contatto tra giovani imprese e istituzioni. Da una parte gli studenti di diversi istituti superiori della città e della provincia, dall'altra imprenditori di successo e componenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una sorta di lezione tra economia, promozione e tutela del saper fare italiano, che non si limita alla manifattura e all'agroalimentare. Si parlerà di manifatturiero, ma si parlerà anche di cyber security, si parlerà di tutti questi nuovi lavori che non sono esteri, sono nostri, sono un nostro modo di esprimere l'italianità. Perché il concetto da trasmettere agli studenti, ma in genere a tutti in attesa delle decisioni americane, vuole essere questo. L'azienda italiana, intesa come marchio, primeggia nel mondo e non deve lasciarsi intimorire dal fatto che i dazi possano produrre una contrazione sulla nostra economia. Di dazi si parla ormai da settimane, anzi da mesi. Allora, come stanno vivendo i trevigiani la minaccia economica dei dazi di Trump? Tanto pessimismo e anche molta ironia nelle loro risposte raccolte questa mattina al mercato di Treviso. Domani ci sono i dazi, saremo più povereti. Ottimo, bene, manca anche quei. Ne manca quei per andare alla grande, non so. Diventeremo più poveri? Sempre, è normale. Sempre peggio. Comanda euro, fa tutto euro. Mio Don Evodi, avrei piacere che si difendessero qua in Italia. Demo peso o demo meglio? Secondo te? Peso. Mi credo che essere uniti tutti insieme si fa qualche cosa, se no altrimenti non si fa niente. Non siamo già poveri. Una bella fregata, in tutti i casi, guarda. E ora, la guerra... Tipo all'asilo, lui mi ha dato un pugno e ora dato che ti mi fa pagare tanta roba, adesso te faccio i dazi, dai. Ma insomma, alla fine saremo tutti più poveri? Mi penso di sì. Speriamo di no però. Poveri siamo e poveri diventiamo sempre di più. Se va avanti così, che tutto aumenta e i stipendi sono sempre quei, e pensiamo ancora manco, aspetta che non faccio brutte robe. Bisognerà concordare, cercare di trattare, eccetera, eccetera. Penso che la soluzione che sia. Con questi dazi qua ci sono meno soldi per tutti? Sì, e abbiamo paura della guerra.
è ora di finiamola in Italia. È una cosa vergognosa. E quindi cosa bisogna fare? Tirarsi su le maniche come una volta. Ho 71 anni, è ora di finiamola. È ora di finiamola, specialmente i politici. Allora, c'è una cosa che è emersa dal giro di Lucio Zanato, e cioè che siamo più poveri. Il lavoro è sempre più povero ed questo è certificato. Lo scenario è questo, ma poi ci sono gli obiettivi, la lotta all'evasione fiscale, gli investimenti nel socio-sanitario. Sono gli obiettivi dei sindacati che hanno presentato i risultati per la contrattazione sociale 2024 con le linee guida per quest'anno. Circa il 16% delle entrate vengono evase, delle entrate che i cittadini dovrebbero versare. Tema spinoso quello dell'evasione fiscale, solo uno dei dati emersi nel bilancio della contrattazione sociale tra sindacati e amministrazioni della Marca. Realtà queste che vedono da una parte tagliati i fondi, dall'altra ridotti i servizi o addirittura aumentate le tariffe. Un circolo vizioso che rende sempre più difficile trovare soluzioni equilibrate, evitando ulteriore peso a famiglie e pensionati. Questo io credo sia una modalità che non vuol dire mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma anzi dare una risposta a quei cittadini che le mani nelle tasche se le mettono in maniera corretta e pagano. Un confronto fondamentale nella sede di Villorba, dove i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno presentato i risultati della contrattazione sociale 2024 e delineato le priorità per il 2025. Al vertice della spesa sociale i comuni di Treviso, Conegliano e Pieve del Grappa, secondo i dati emersi dall'anno scorso. Al centro del dibattito non solo le politiche fiscali, ma anche le sfide legate all'emergenza abitativa, al rischio di delocalizzazioni delle imprese e al sistema sociosanitario. Abbiamo di fatto bisogno sempre più di servizi per gli anziani, case di riposo, assistenza e quant'altro. Nel contempo, diminuendo il numero di lavoratori, rischiamo di avere meno entrate per i comuni, meno disponibilità finanziaria per offrire servizi. Più garanzie per gli anziani. Alla luce della classificazione demografica e dell'invecchiamento della popolazione è necessario investire in questo settore. Un contesto economico e demografico sempre più complesso, dove anche il mercato del lavoro soffre la mancanza di incentivi e risulta sempre più povero. Sta diventando un fenomeno quasi ormai generalizzato e anche molto più presente nella nostra provincia, la questione del lavoro povero. Adesso gli studenti e le studentesse del BEST, guide per un giorno al Museo Bailo, ad ascoltare le loro spiegazioni, gli anziani del centro ricreativo di Villa Letizia. Il progetto dunque è partito un anno fa con i bambini delle scuole Gabelli, si è allargato ai pensionati. Guardiamo. È un pittore a cui piace dipingere velocemente e dà un'importanza particolare all'utilizzo della luce nei ritratti. Studenti dell'Istituto Besta, guide per un giorno, progetto realizzato in collaborazione con il Museo Bailo e il Comune di Treviso, coinvolte nell'iniziativa alcune classi dell'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale. È cominciata lo scorso anno, avvicinando i bambini delle scuole elementari, e quest'anno si è arricchita appunto anche delle persone anziane. Oggi abbiamo gli associati di Villa Letizia. Diciamo che con loro è da anni che stiamo collaborando sotto vari aspetti. Oggi però c'è l'arte al centro del nostro incontro. Prima hanno studiato le opere, poi hanno redatto un libretto, grazie appunto al Comune e al Museo, e nell'ambito di questo progetto hanno anche ideato e realizzato un laboratorio per gli anziani. Com'è interagire con gli anziani? Bellissimo, trovo che siano persone pure e genuine e appunto sono molto contenta di questa opportunità. Secondo te è più facile con gli anziani che con i coetanei? Molto più facile con gli anziani, sì, perché sono molto più comprensivi, molto carini e insomma sì. Forse neanche tra nonni e nipoti tante volte non si trovano come tra i ragazzi e gli anziani che non si conoscevano prima. Un rapporto veramente meraviglioso. È il più bel rapporto che si è creato, più dell'insegnamento. Una quindicina gli anziani che hanno potuto aderire all'iniziativa, altrettanti lo faranno il 4 aprile, dopo le spiegazioni di alcune delle principali opere del museo, il laboratorio che i ragazzi hanno allestito appositamente per gli anziani. Questi libretti, realizzati con la pittura da noi, insieme alla professoressa, ci hanno permesso di costruire un libretto anche interno dove le persone potranno
disegnare o scrivere qualche ricordo della giornata di oggi. Ma anche miniature di opere per ispirare disegni e pitture. Alla fine, tra gli studenti, grande soddisfazione. È una bellissima esperienza che la suggerisco anche a tutti i giovani. Infatti con questa esperienza si possono acquisire nuove abilità e nuove conoscenze. Ci dà la possibilità di condividere cose che noi impariamo ogni giorno a scuola, ma soprattutto di unire due mondi completamente diversi. Complimenti ragazzi del Besta, abbiamo visto l'altra faccia, quella più importante dei giovani, abbiamo aperto il telegiornale con un'ampia pagina sulle baby gang, ma questo è il vero volto dei ragazzi. Complimenti ancora, adesso apriamo la pagina del Bellunese. Partiamo dalla cronaca perché finalmente è stato spento l'incendio boschivo che era divampato a Soffranco in comune di Longarone. Sul posto sono intervenuti i servizi forestali facendo fronte alle difficoltà dovute a un forte vento che ha reso difficoltoso l'utilizzo dell'elicottero. Allo spegnimento hanno partecipato una squadra di operatori di Veneto Agricoltura, 2 squadre di volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo dell'ANA, una squadra di volontari del coordinamento di Soverzene. Sul posto anche i carabinieri forestali e personale di Veneto Strade che ha garantito che la strada rimanesse aperta. Già una decina di giorni fa, quando ci fu l'ennesima emergenza, si era ipotizzato si potesse trattare di un atto doloso e forse di un piromane del quale si stanno ovviamente interessando i carabinieri forestali. Il tema dell'area ex Agip parla la proprietà. In quell'area già oggi c'è la possibilità di realizzare un supermercato. La proprietà dell'area ex Agip a Baldeniche è fermamente certa, carte alla mano, che lì oggi può già nascere un nuovo supermercato e null'altro di diverso, non un parco pubblico in mezzo al traffico, ce n'è uno a poche centinaia di metri, né la miriade di proposte lanciate dai cittadini. E il motivo, ci spiega il legale rappresentante di ACIL, Alessandro Buzzatti, è uno e uno solo. Si tratta da sempre di un'area privata che noi abbiamo acquistato nel 2017, un iter. Oggi siamo nel 2025, decisamente lungo. Già ad oggi c'è la possibilità di realizzare un supermercato senza alcun tipo di ulteriore autorizzazione. Qual è la differenza e cosa noi stiamo cercando di portare avanti? Sostanzialmente chiediamo una struttura leggermente più grande, ma non per quanto riguarda l'area vendita. E allora perché serve un altro passaggio in Consiglio Comunale? Alessandro Buzzatti parla per la prima volta perché ci dice troppe cose inesatte sono state dette su questa vicenda, molte delle quali fuorvianti, e c'è una spiegazione alla necessità di avere una variante al piano degli interventi. La cosa che cambia è la gestione per noi del punto vendita stessa, perché nelle aree che stiamo chiedendo possano essere realizzate in aggiunta a quelle già autorizzate, desideriamo allargarci con quelli che sono i magazzini, le lavorazioni, le aree comuni per i dipendenti. Il nodo della questione che lunedì ha mandato in tilt la maggioranza a Palazzo Rosso, costringendo il sindaco a ritirare il punto all'ordine del giorno per approfondimenti, è proprio la richiesta di realizzare ex novo nuovi spazi all'interno della medesima area non destinati alla vendita. Spero che ci possa essere un dibattito sereno, di confronto per portare sostanzialmente ad una soluzione che possa andare bene a tutti. Certo, col privato non si potrà tirare tanto la corda e allo Stato sembra essere escluso qualsiasi dietrofront sull'iniziativa commerciale. Non c'è al momento alcun tipo di possibilità che quell'area venga alienata, venga venduta. Quell'area non sarà assolutamente venduta, quindi aspettiamo e vediamo che cosa succede. E adesso i lavori necessari nella zona della foresta di Caiada per ripristinare la viabilità. Conclusi i lavori di sistemazione della strada di Caiada, un intervento da 200.000 euro che è servito per mettere in sicurezza la viabilità che sale da FAI verso la foresta che il comune di Longarone sostiene tra i luoghi del cuore del FAI. La foresta è patrimonio UNESCO ed è incastonata nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Questo vasto anfiteatro naturale, sospeso sull'alta valle del Desedan, un affluente del Piave, è fitto di abeti bianchi, faggi, larici e pino-mugo, che creano quello che un tempo era un bosco da remi della Repubblica di Venezia.
fonte di legname per la flotta della Serenissima. Penso che sia uno dei posti più belli e forse anche un po' incontaminati del territorio della provincia di Belluno, questa foresta del Caiada, che è famosa per i suoi alberi, per alcuni piccoli luoghi veramente unici e bellissimi. Rispettato in pieno il cronoprogramma di un intervento resosi necessario per ripristinare la viabilità, che era stata interessata da un paio di grossi smottamenti sotto la carreggiata. Le ultime piogge hanno praticamente fatto franare un pezzo di strada che porta su e quindi abbiamo deciso di intervenire per garantire appunto a tutti, anche i proprietari di casere di quell'area, di poter transitare e quindi di avvicinarci sempre più a uno dei luoghi del cuore FAI. I lavori erano cominciati a inizio febbraio con l'installazione di micropali per rafforzare il versante. Poi sono state ripristinate le parti di carreggiata che erano state erose e sono state posizionate alcune gabbionate per mettere in sicurezza la strada. Infine sono state installate le barriere e rifatti alcuni tratti di guardrail, con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza, visto anche che Vaia aveva abbattuto gli alberi su parecchie zone del versante. È stato un iter, come tutte purtroppo le opere pubbliche, molto lungo, ma insomma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo sicuramente soddisfatti, ma soprattutto sono soddisfatti i cittadini. In chiusura vi ricordo che questa sera in via del tutto eccezionale non c'è Ring, la puntata del martedì. Ring lascia spazio al grande calcio spagnolo, in esclusiva a partire dalle 21:30 il secondo turno di semifinale di Copa del Rey, la Coppa del Re con Real Madrid contro Real Sociedad. Dopo l'1-0 dell'andata a favore dei Blancos, quindi questa sera Real Madrid-Real Sociedad, domani invece sempre alle 21:30 Barcellona contro Atletico Madrid. 21:30 per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.